Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Regola è il secondo episodio di In cammino le abbazie d'Europa. Oggi percorriamo il tratto di strada che dall'abbazia di Canterbury, nel cuore della cittadina medievale inglese, una volta raggiunto Dover e attraversata la Manica, ci porterà a Cîteaux e a Fontenay, in Francia. Un cammino durante il quale entreremo nel mondo delle abbazie cistercensi e nella loro regola. La via Francigena è stata per secoli il principale asse di collegamento dal nord al sud Europa ed era un luogo straordinario, un luogo in cui transitavano pellegrini che erano diretti a Roma e a Gerusalemme, ma anche i viaggiatori e i mercanti con i loro manufatti, a volte produzioni artistiche, ma a volte anche soltanto intellettuali. È stato quindi un circuito, come devo dire, elettivo della trasmissione del sapere, dell'arte e della cultura nell'intero continente, dall'Inghilterra, dal Canale della Manica fino al Mediterraneo. E appunto questa via altamente simbolica che unisce l'Europa dei popoli e delle culture ha trovato nelle abbazie un segno di vivacità e di importanza, un punto focale dell'umanità capace di comunicare speranza, dato che questi complessi monastici affondano le proprie radici nel passato, ma si sono sempre proiettati nel futuro. Se tirassimo un filo da Canterbury a Cîteaux, ci vorrebbe una spoletta di circa 600 chilometri. A piedi, percorrendo la via Francigena e le sue diramazioni, le vie Romee, di chilometri dobbiamo invece considerarne circa 750. Con le scarpe giuste ci potremmo mettere 4 settimane e in bici con una gravel la metà del tempo. Il primo giorno di cammino, per circa 25 chilometri, si attraversa il pittoresco paesaggio del Kent. Frutteti, rampicanti di luppolo con i loro coni penzolanti, pascoli, poi i boschi delle colline del North Downs, infine la risalita verso le scogliere gessose di Dover. 1 ora e mezzo di traghetto ed eccoci dall'altra parte della Manica, a Calais, in Francia. E qui ci aspetta una gran varietà di paesaggi, dapprima dune di sabbia e zone paludose, poi le Fiandre francesi, con il reticolo di canali, i villaggi di mattoni rossi, i campanili appuntiti, i mulini. Nuovo cambio di prospettive, le pianure della Piccardia, dove svettano le grandi cattedrali gotiche, tipo quella di Amiens, e poi la Champagne, con i suoi vigneti terrazzati e i villaggi costruiti in legno e pietra chiara, per arrivare infine sulle dolci colline della Borgogna, distese di vigneti, e finalmente a Cîteaux, la pace della pianura boscosa e della Francia rurale. I pellegrini che nel Medioevo percorrevano la via Francigena e le vie Romee, richiamati dalla fama delle abbazie, le raggiungevano a piedi o a dorso di mulo, i più ricchi a cavallo, attraversando paesaggi infinitamente meno antropizzati e coltivati e certamente più insidiosi. Per ingannare il tempo cantavano. E infatti, nel corso dei secoli, molti compositori hanno creato brani musicali specifici per camminare cantando. Ora però caliamoci negli anni d'oro della fondazione dei monasteri cluniacensi e cistercensi. Siamo in Francia, che ne è stata la patria originaria e da cui il sistema dei monasteri si è irradiato nel mondo occidentale. L'inizio è nel 910 a Cluny, in Borgogna, dove viene fondato il primo monastero benedettino. Era improntato alla riforma monastica della Regola di San Benedetto,
quell'Ora et Labora di cui tutti abbiamo quantomeno sentito parlare. In breve, il modello cluniacense si diffonde in Europa con l'abbazia madre che esercita un controllo diretto sulle abbazie affiliate. Era una grande innovazione, un sistema unico per l'epoca, garantiva uniformità nella pratica quotidiana e ovviamente nei valori religiosi. La protezione papale permetteva di espandersi in Francia, Inghilterra, Germania, Italia, Spagna, senza le interferenze politiche e militari dei poteri locali, vescovi o feudatari che fossero. Il sistema funzionava e poteva espandersi perché nobili e re donavano terre, ricchezze e privilegi ai monasteri cluniacensi in cambio di preghiere per le proprie anime. Ma ogni evoluzione comincia da un ma. Questi monasteri, Cluny in particolare, a forza di donazioni divengono sempre più ricchi. E la morale forse diviene un po' lasca, si nota una certa decadenza spirituale. Ed ecco allora che arriva un monaco che invece vuole tornare a un'applicazione della regola, l'Ora et Labora benedettino, che sia più rigorosa. Questo monaco, l'abate Roberto di Molesme, guida un gruppo di confratelli in un luogo isolato della Borgogna, Citeaux, Cistercium in latino, da cui il nome del nuovo ordine, l'ordine cistercense. Siamo nel 1098, quasi 2 secoli dopo la fondazione di Cluny. A Roberto di Molesme segue Alberico finché arriviamo al terzo abate di Citeaux, figura chiave nell'organizzazione di questo nuovo ordine, contrario all'assismo cluniacense. È Stefano Harding. Harding redige la Carta di Carità, un documento fondamentale che regola la vita e l'organizzazione dell'ordine cistercense, di cui Citeaux è la casa madre. Da questa comunità, inizialmente eremitica, nasce un movimento che riporterà il monachesimo a un ideale di semplicità e di stretta osservanza della regola di San Benedetto, richiamandosi ai valori originari del cristianesimo. Proprio mentre l'abate di Citeaux è Stefano Harding, nel 1112 si unisce ai monaci il 23enne Bernardo, discendente di una famiglia aristocratica della regione. Subito si capisce che Bernardo non è come tutti gli altri, è carismatico, è un leader, ha il potere di convincere le persone. Così Bernardo recluta, tra parenti e conoscenti, un'altra trentina di monaci e a quel punto a Citeaux si sta stretti. E allora, dopo 3 anni a Citeaux, Bernardo viene spedito in un altro luogo, poco ameno, paludoso, una valle a dir poco selvatica, però baciata dal sole, Clairvaux, Chiaravalle in italiano, perché vi fondi una nuova abbazia. È il 1115. Di questo Bernardo di Clairvaux o di Chiaravalle, San Bernardo, insomma, avremo modo di riparlare. Fu una figura fondamentale nel Medioevo, un monaco d'azione, di relazione, di pensiero e anche un monaco costruttore. Pensate che da Citeaux, sull'onda del suo infaticabile lavoro di filiazione, nacquero altre 341 abbazie. Questo è il conteggio al momento della sua morte nel 1153, quando aveva 63 anni. Il numero delle abbazie cistercensi affiliate raddoppierà nei secoli successivi e verso la fine del Cinquecento si arriverà a un totale di 742 abbazie maschili, sparse per tutta l'Europa, fondate ex novo o preesistenti e poi aggregate. Le abbazie sono state sempre un faro di civiltà nelle notti buie della storia. Esse abbinavano conservazione e propaganda della conoscenza, perché i monaci si dedicavano soprattutto alle scuole e agli scriptoria e riproducevano in maniera amanuense, cioè a mano, i codici miniati. Ed erano anche in quel momento il ricovero, il ritrovo degli andanti, ma man mano che passava il tempo diventavano centri di economia agricola e di commercio e si radiavano in tutto il territorio badiale. Portavano avanti un'economia dapprima artigianale, poi sempre più circolare e sostenibile. Era un'economia molto importante e in molti casi prosegue ancora oggi. Sono vere e proprie imprese etiche e rispettose dello sviluppo sociale.
della cultura, della tutela ambientale. Sono rimasti beni ed elementi preziosi fin da quei tempi così remoti. Le comunità monastiche, potremmo dire in un'unica parola, sono il passato che ha parlato al futuro. A Cîteaux, culla della riforma cistercense, ogni anno in settembre si svolgeva il Capitolo Generale, un'assemblea che riuniva gli abati di tutti i monasteri europei appartenenti all'ordine. Era un elemento centrale dell'organizzazione e del governo dei cistercensi e garantiva unità e disciplina tra le comunità monastiche. In quell'occasione lo scambio di informazioni tecniche tra diversi monasteri generava innovazioni agricole e produttive. Di fatto, ogni monastero era una cittadella autosufficiente, con il lavoro svolto dai monaci e dai conversi, che erano fratelli laici cui era affidato il lavoro dei campi e in genere il lavoro esterno all'abbazia. I cistercensi comunque attribuivano un grande valore alla riscoperta del lavoro manuale, anche per gli stessi monaci, che tuttavia erano impegnati principalmente nelle attività legate alla capacità di leggere e scrivere, e quindi anche di far di conto e commerciare le eccedenze, e nell'accoglienza per poveri e viaggiatori. A fine Settecento, dopo la Rivoluzione francese, i monaci furono espulsi e l'abbazia fu venduta e smantellata. Ma a fine Ottocento i monaci riuscirono a riprendere possesso della tenuta e così Cîteaux è una comunità monastica ancora oggi attiva. Ci vivono 35 monaci trappisti cistercensi. Vi si producono marmellate, tisane, liquori e prodotti naturali per la cura del corpo. Ma soprattutto si continua a produrre un ricercatissimo formaggio vaccino a pasta semimolle di tipo reblochon, lavorato artigianalmente e prodotto con il latte crudo di 75 capi di mucche Montbéliard, affinato poi nella cantina dell'abbazia. La fama di questo formaggio è arrivata fino in Giappone e se siete curiosi di assaggiarlo potete comprarne una forma online sul sito Divine Box che commercia i prodotti delle abbazie francesi, oppure ovviamente durante la visita a Cîteaux. Gli storici contemporanei, per esempio il professor Barbero, hanno da tempo ribaltato il pregiudizio sul Medioevo. È stato tutt'altro che un'epoca buia, interrottasi solo nel 1492 con la scoperta dell'America e l'inizio dell'era moderna. Questo stereotipo, formatosi durante il Rinascimento, alla luce degli studi recenti non ha ragion d'essere e la storia delle comunità monastiche e la loro forza rigenerativa sta a dimostrarlo. Non solo la carità, praticata sia all'interno della comunità abbaziale sia all'esterno, era uno dei cardini del nuovo movimento cistercense, ma tra i principali compiti delle abbazie cistercensi c'era quello di essere centri spirituali attrattivi. Più si era attrattivi, più arrivavano pellegrini, che andavano sostentati e accolti. Quando un insediamento monastico non era più sufficiente a garantire il mantenimento di una comunità divenuta troppo numerosa, uno sciame di almeno 12 monaci più il futuro abate andava a fondare una nuova abbazia, figlia di quella originaria. Il legame dell'abbazia madre con le figlie era molto forte, improntato al reciproco aiuto. L'abbazia di Cîteaux, che è il ceppo originario, germinerà nell'arco di pochissimi anni 4 nuove abbazie, 4 figlie, come le chiamavano i cistercensi. Da una delle figlie, Clairvaux, fondata da Bernardo nel 1115, nascerà 3 anni più tardi un nuovo ramo di questo straordinario albero genealogico, l'abbazia di Fontenay. E Fontenay è oggi l'unica abbazia fondata da Bernardo rimasta intatta attraverso i secoli. La purezza della sua architettura, che la rende la più antica abbazia cistercense sopravvissuta nel mondo, è stata riconosciuta nel 1981 come patrimonio UNESCO. Da Cîteaux a Fontenay ci sono una 90 di chilometri che possiamo percorrere a piedi in 3 giorni, camminando nel mezzo dei paesaggi tipici della Borgogna. Dapprima la foresta di Cîteaux e gli stagni artificiali creati dai monaci per l'allevamento dei pesci.
poi pianure agricole, grano colza e girasoli a perdita d'occhio. Infine, avvicinandoci a Fontenay, il paesaggio si fa collinare, ricco di boschi, intervallato da villaggi con le case in pietra, i tetti in ardesia, le chiesette romaniche. Tutti intorno i vigneti storici dedicati alla produzione di Pinot Noir e Chardonnay, fino ad arrivare alla valle isolata dove al pellegrino, e oggi a noi camminatori, appaiono gli splendidi edifici dell'abbazia di Fontenay. L'abbazia di Fontenay venne dunque fondata da Bernardo di Clairvaux nel 1118, in un luogo ricco di sorgenti, a cui dettero il nome di Fontancium. È un capolavoro dell'arte romanica con tutte le caratteristiche dell'architettura cistercense. Semplicità, per non distrarre i monaci dalle preghiere con troppe decorazioni e orpelli. Armonia delle proporzioni. Una maestosa chiesa abbaziale, oggi quasi completamente spoglia, a parte il transetto dove campeggia la magnifica statua di Notre-Dame de Fontenay. C'è poi il dormitorio dei monaci, dalla struttura in legno di castagno e quercia, e un magnifico chiostro romanico con la sala capitolare dalle volte a vela e i capitelli scolpiti con motivi di foglie di canna. Vicino al fiume si trova la Fucina, una delle più antiche fabbriche europee di lavorazione del metallo. Infatti, sulle colline circostanti Fontenay, i monaci estraevano ferro. L'abbazia fu abitata dai monaci fino a quando, durante la Rivoluzione francese, vennero costretti ad andarsene. Nel 1791, dopo la soppressione degli ordini monastici, il complesso venne comprato da Élie de Montgolfier, erede degli inventori della mongolfiera, a loro volta discendenti di una famiglia di fabbricanti di carta. Élie de Montgolfier trasformò l'abbazia in una cartiera, cosa che necessitava modifiche significative agli edifici monastici, anche se la struttura principale dell'abbazia rimase intatta. Questo uso industriale come cartiera andò avanti per tutto l'Ottocento, ma era già terminato quando l'abbazia, nel 1906, venne acquistata dal mecenatesco banchiere Édouard Aynard, che aveva sposato una dei tanti eredi dei Montgolfier. Aynard intraprese un'importante opera di restauro ripristinando l'aspetto originario degli edifici. A tutt'oggi l'abbazia, che è aperta alle visite, appartiene ai suoi eredi. La Valle di Fontenay è ora un'area protetta. Il suo splendido parco paesaggistico ha ricevuto il marchio Jardin Remarquable per l'interesse storico, culturale ed estetico. In cammino per le abbazie d'Europa è un podcast di Intesa San Paolo On Air, da un'idea di Livia Pomodoro, presidente dell'associazione culturale Onlus Spazio Teatro Noma Teresa Pomodoro, in collaborazione con Tonino Bettanini. Testi di Camilla Baresani, voce di Yolanda Granato. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.